Promosso dal Consiglio regionale del Veneto, si è svolto a Venezia, nella suggestiva cornice della Sala del Piovego di Palazzo Ducale, un convegno sul pensiero federalista di Gianfranco Miglio. La figura e l'insegnamento del grande giurista e politologo lombardo sono stati ricordati dal presidente del Consiglio regionale del Veneto Marino Finozzi, dal sindaco di Venezia Massimo Cacciari, dal rettore dell'Università Cattolica di Milano Lorenzo Ornaghi, dal professor Ettore Adalberto Albertoni, ex presidente dell'Assemblea legislativa della Lombardia, e dai professori dell'Università di Padova Luca Antonini e Mario Bertolissi. Finozzi ha sottolineato l'importanza della lezione di Miglio per il federalismo italiano. Ormai siamo addirittura d'arrivo perché il progetto di legge di Calderoli sul federalismo stia per essere approvato definitivamente. Quindi alla memoria di Miglio diamo questo grande risultato che dà all'Italia una capacità di modernizzare il proprio sistema istituzionale che ci permetterà di uscire anche da questa crisi. Per Cacciari, però, la riforma federalista in atto ha accolto solo in parte le indicazioni dello studioso. Le riforme che pensava, che studiava, si sono realizzate in minima parte e tra l'altro quella minima parte anche in modo confuso. Sono rimasti alcuni principi, tipo quello del federalismo fiscale, ma l'impianto complessivo della riforma cui Miglio aveva lavorato a partire dagli anni 70 è rimasta totalmente disattesa.